Coronavirus, continuano i casi di soggetti che risultano positivi a dimostrazione ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, che il virus è ben presente tra noi, anche se con effetti meno drammatici rispetto a questo primavera. Se Vicenza e il Vicentino si attestano attualmente su 69 casi positivi e vede 3 soggetti ricoverati in area non critica al San Bortolo, a tutt'oggi si registrano 2 nuovi casi di ricoverati in terapia intensiva. Si tratta di 2 cittadini vicentini, un operaio 54enne rientrato da un viaggio di lavoro in Romania, con lui c'erano altri 2 compagni di lavoro che al momento sono in isolamento fiduciario, e di un 73enne, quest'ultimo era stato ricoverato in pieno lockdown in un ospedale del territorio per polmonite ed in attesa del tampone era finito nel reparto Covid, oggi diventato positivo, è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Bortolo. Le loro condizioni al momento sono stabili. Non sono intubati, sono in ventilazione non invasiva al momento, intermittenza, insomma, speriamo di tirare avanti così. 2 casi, 2 situazioni diverse che oggi sono monitorate, rimane alta l'attenzione per i soggetti che arrivano da zone dove il virus in questo momento è forte. Il caso Covid-19 vero e proprio si è infettato in aree dove c'è l'infezione e quindi è andato in quelle aree e è tornato infetto, quindi direi che ci sta. Non c'è un'infezione, un cluster di infezione nuovo vicentino, diciamo, no, che noi sappiamo fino a questo momento no.